finché l'arbitro non fischia. Questa è la dimostrazione dell'esperienza anche di domenica scorsa non ci è servita. Peccato perché era una partita ormai che stava canalando sul pareggio, nonostante noi forse il primo tempo un po' meglio noi. Nel secondo tempo loro sono stati bravi a chiuderci le linee di passaggio tra le linee, e noi riusciamo a trovare spazio, quindi forse dovevamo cambiare atteggiamento, lavorare in un altro modo, lavorare più sull'ampiezza o sulla profondità. L'insegnamento è quello, ripeto, che purtroppo finché l'arbitro non fischia non dare niente per scontato. Sicuramente nel secondo tempo potevamo fare meglio, abbiamo avuto troppa fretta, ci siamo un po' nervositi quando abbiamo sbagliato quei 2 o 3 passaggi, quindi abbiamo perso un po' le misure, ci siamo nervositi, dovevamo capire insomma di cambiare atteggiamento, dobbiamo lavorare o sull'ampiezza o sulla profondità. Come il vostro obiettivo è questo di rimanere... L'obiettivo nostro è quello di consolidare la categoria. Dobbiamo lavorare, migliorare su delle situazioni, perché insomma perdere punti in questo modo fa male, no? Sia domenica scorsa che questa, e poi dopo è difficile recuperare punti, quindi sicuramente bisogna fare la colpa per migliorare le situazioni. Sì, sapevo che era una buona squadra, una squadra che attacca con tanti uomini. Ripeto, la partita era quella, insomma. Secondo me il secondo tempo abbiamo sbagliato perché loro ci hanno levato le linee di passaggio tra le loro linee, e lì forse dovevamo lavorare più, no forse, abbiamo un'ampiezza e una profondità. Lì dopo un paio di passaggi sbagliati ci siamo un po' nervositi e abbiamo concesso qualche ripartenza. Sì, c'è stato un paio di rischi, diciamo, no? Sì, abbiamo affrettato delle giocate che secondo me... Sembrava per perso quella compattezza che sì. potesse aver visto con te. Sì, vero. Poi insomma si finiva 0-0 tutti contenti, penso che ci sarebbe stato. Ormai sembrava una partita, insomma, canalata anche quel risultato. Però evidentemente c'è qualcosa da migliorare, perché sono le 2 partite che perdiamo punti in questo modo. Quindi. Sì, era importante dimostrare che quello di venerdì scorso era soltanto un incidente di percorso, una giornata storta che può capitare anche se non deve capitare, ma poteva essere una giornata in cui far tesoro di un'esperienza che poi ci porteremo da qui in avanti fino alla fine del torneo. Non era facile oggi, forse incontravamo la squadra peggiore da incontrare dopo la Juve, una delle corazzate del torneo, una squadra che gioca molto bene a calcio. Però è stata una prova di sostanza, sono molto orgoglioso del gruppo, sono molto orgoglioso della risposta che hanno dato i giocatori, per cui sono contento anche perché questo risultato è figlio di una prestazione di altissimo livello in cui siamo stati in grado di palleggiare, far male agli avversari quando c'era da farlo, ma anche di soffrire, abbassarci e compattarci quando l'avversario ha incominciato, come nella sua indole, a palleggiare, a cercare di trovare spazi, e abbiamo avuto un'interpretazione ottima della gara, che secondo me alla fine poteva essere chiusa un po' prima, risparmiandoci qualche sofferenza sul finale. Sì, quello è un aspetto che sicuramente dobbiamo migliorare, però la nota più importante di questa fase della stagione è che una squadra che all'inizio creava occasioni un po' col contagocce, che aveva difficoltà a sviluppare, oggi riesce a palleggiare con grande fluidità, crea tantissimo in ogni partita, e ora lo step successivo deve essere quello ovviamente di arrivare a finalizzare la mole di gioco offensivo che si riesce a produrre. La strada è sicuramente quella giusta, bisogna correggere qualche scelta negli ultimi 25 metri, però oggi abbiamo una cattiveria dei tempi nell'attacco degli ultimi 30-25 metri che sicuramente è l'aspetto in cui siamo migliorati maggiormente, per cui penso che la strada sia quella corretta, sia quella giusta. Ora dobbiamo assolutamente concentrarci sulle ultime 2 partite prima della sosta, cercare di far bene e proseguire sul percorso, diciamo, che abbiamo ormai intrapreso.
Giusto, penso che i ragazzi oggi hanno fatto un primo tempo meraviglioso, penso il migliore di tutte le partite che abbiamo fatto fino ad oggi. Con personalità, si sono divertiti come dico sempre, non hanno buttato un pallone. Dopo 8 minuti ci siamo trovati sotto, sono stati bravi loro con l'inserimento a fare il gol, però siamo stati soprattutto forti di testa perché abbiamo continuato a fare quello che abbiamo fatto nei primi 8 minuti e quello che facciamo sempre durante la settimana e la domenica. Non si sono disuniti per niente, hanno creato tanto secondo me, siamo riusciti ad andare in vantaggio, poi sul 3-1 loro sono partiti forti al secondo tempo per i primi 10 minuti bene. Abbiamo cominciato a pressare alto come al primo tempo, c'è stato 10 minuti, un quarto d'ora che stavamo facendo bene, poi il calo di qualche giocatore ci può stare perché loro lo sanno, io pretendo tanto, però hanno tenuto bene il campo, poi sul 3-2 come hai detto te non hanno mollato con la testa soprattutto anche se erano stanchi e hanno portato a casa un risultato molto molto importante. Sì, noi come ho sempre fatto, dove andiamo in casa o fuori, e l'ho sempre detto, cerchiamo di porre il nostro gioco cercando di portare a casa i 3 punti. Poi se la squadra che l'avversario è più forte battiamo le mani e facciamo i complimenti a loro, però noi sicuramente in casa o fuori cercheremo in vantaggio e in svantaggio sempre di portare a casa i 3 punti perché è la cosa, secondo me chi gioca a calcio la cosa migliore è conquistare i 3 punti. Poi per diversi motivi non si possono conquistare, però la mia squadra se scende in campo per una partita deve cercare di portare a casa una vittoria. Sì, i ragazzi, anche quelli che stanno giocando di meno in settimana non mollano di un centimetro, come è giusto che sia, perché sono dei professionisti, si impegnano per cercare di conquistare il posto. Questa settimana Leo l'ho visto molto bene e oggi l'ho buttato in campo e fortunatamente sono contento per lui che ha realizzato pure il gol del pareggio. Sicuramente una gara molto difficile, non so che ha fatto il Portici oggi, però è un campo in erba, è un campo grande, conosco bene l'allenatore, conosco bene parecchi giocatori e so che sarà una partita molto difficile che dobbiamo affrontare al 100%. Ferlicca ha preso il doppio secondo me per inesperienza, perché già era stato ammonito, l'arbitro ormai ammoniva, non ammoniva, il fallo poteva esserci o no, persa palla, doveva rientrare e basta senza entrare in mezzo alla mischia. L'arbitro ha visto così, domenica ci manca, ma come detto prima ci sono valide alternative. Dispiace, ma non ci sono assolutamente problemi. Certo, sì, sono contento per la squadra perché abbiamo fatto bene, abbiamo iniziato in una difficoltà, dopo abbiamo vinto la partita e sono proprio contento. Anche per fare il gol nello personale è importante. Sì, qualche momento serve sempre per la fiducia fare il gol, ma l'importante è che la squadra vinca. Sì, certo, siamo un gruppo uniti, quando lavoriamo lo facciamo serio, però dopo quando si finisce scherziamo, dai, è normale per noi, quello è importante per fare il gruppo, si vede dopo nel campo di gioco. Ecco Hernan, da Uri alla Maddalena, sei specialista di squadre che arrivano come outsider e poi sorprendono tutti. Sì, quello è, non lo so, io provo a fare sempre tutto lo che può fare e dopo se vinciamo molto meglio. Ecco, come procede invece l'ambientamento in Sardegna? Secondo anno qui da noi ti stai proprio ambientando, stai quasi diventando un sardo acquisito. Sì, no, non parlo bene l'italiano, però dai, è poco tempo per imparare. Ma non si può vedere una squadra al primo tempo venire a Sorrento, giocare, creare occasioni da gol, fare un gol stupendo, concedere soltanto un tiro da 30 metri che hanno preso la traversa, ma un tiro da 30 metri è dura, poi le qualità che ha il loro trequartista sono importanti,
E poi secondo tempo entri dentro, dopo 5 minuti concedi 3 palle gol al Sorrento, ti fanno 2 gol e vai a perdere una partita che non so ancora spiegarmela. E poi ritornando a quello che hai detto tu sugli arbitri, ormai gli arbitri purtroppo devono vedersi le partite, guardare quali sono gli errori, perché c'erano 2 rigori netti a nostro favore che ci erano dati, poi un rigore a loro e un'espulsione che il ragazzino del 2004 si è fermato e gli è andato addosso, espulsione. Dai rigore senza buttare fuori l'ultimo uomo, perché non era neanche poi ultimo. Però a prescindere da questo non concepisco una Zaghena che nel secondo tempo entra dentro e non gioca a calcio. E questa è una mia colpa, perché sono io l'allenatore, mi prendo responsabilità e già da domani comincerò a lavorare, perché mercoledì abbiamo la Coppa Italia, ci teniamo, vogliamo passare e da domani poi sarò io a correggere gli errori. Però mi dispiace perché, come ho detto prima, ricomincio dalla Zaghena del primo tempo e me la tengo anche bella stretta. La squadra ha fatto una gran partita dominando il primo tempo, andando sotto nell'ultimo minuto per un errore palese, però poi in queste situazioni diventa difficile recuperare se sbagli tanto. Però sono contento dell'approccio, sono contento della qualità, sono contento dell'intensità, anche della personalità dei ragazzi che hanno fatto comunque una gran partita. Oggi sono stati sfortunati, ma siamo sulla buona strada, stiamo facendo sempre meglio. No, ma la qualità in generale di tutta la partita è stata buona, perché comunque abbiamo tenuto il pallino del gioco per gran parte della partita, mettendo in grandissima difficoltà un avversario forte che giocava in casa, con un pubblico importante, e purtroppo dobbiamo capire che bisogna dare qualcosa in più, perché negli episodi in questi campi viene sempre penalizzato e diventano determinanti. C'è stata una sbavatura a fine primo tempo che potevamo evitare, anche se c'era un fallo netto su Pinna, ma non dovevamo creare la situazione perché questo non succedesse. La classifica si guarda sempre, è difficile, ne siamo consapevoli, però siamo anche consapevoli delle prestazioni che stiamo facendo e quindi da quel punto di vista siamo sereni. È ovvio che la classifica è importante. Dovremmo cercare di fare meglio a livello di risultato, però la squadra oggi ha espresso un buon calcio, un buon gioco e questo ci fa ben sperare.
è una cosa che ci siamo già detti altre volte, che purtroppo quest'anno sta diventando una costante. E siamo qui a commentare ancora una grande partita, una prestazione di spessore da parte dei ragazzi e poi un risultato che non ci ripaga, che non ci gratifica, soprattutto per quello che hanno fatto questi ragazzi qua, che non dimentichiamo, oggi mancavano 7 giocatori e noi siamo l'Atletico Curi, di conseguenza non possiamo regalare nessun giocatore a nessuno. Oggi ne avevamo 7 fuori e questi ragazzi non l'hanno fatto vedere, non hanno accusato, almeno non hanno dato a vedere che fossimo in emergenza, quindi devo fare i complimenti a questi ragazzi che sono scesi in campo per l'attaccamento, per lo spirito con cui hanno giocato, per la qualità che hanno messo in campo. Purtroppo molte volte dobbiamo giocare anche contro altri episodi, insomma, oltre qualche errore nostro che può starci, c'è qualche errore che non è nostro oggi, perché nell'occasione del 2-0 il rigore è un errore che in Serie D un arbitro non può commettere, è inaccettabile. Noi non possiamo subire un torto del genere, un rigore del genere ti taglia le gambe. Stavamo già perdendo 1-0 sull'unico tiro che avevano fatto e ci dai un rigore contro del genere così, è una mazzata che è inaccettabile. Poi, insomma, i ragazzi hanno saputo comunque reagire, abbiamo creato tanto, palo, traverse come al solito, tante occasioni, poi è arrivato il pareggio. Penso che, insomma, anche oggi se avessimo vinto, insomma, credo, insomma, che nessuno avrebbe potuto dire niente, insomma, però purtroppo quest'anno gira così. Frutto sicuramente dalla prestazione dei ragazzi, bisogna dar merito a loro per quello che hanno fatto e purtroppo c'è qualcuno però che si deve prendere i suoi demeriti e questo è quello che mi dispiace. Se dobbiamo perdere, vorrei perdere con errori nostri, non con errori degli altri, e questo è difficile da accettare per una squadra come la nostra che fa tanti sacrifici, per una società. Insomma, oggi mi sento veramente amareggiato perché, insomma, non raccogliamo quello che avremmo meritato per demerito degli altri, di qualcun altro, e questo per me è difficile da digerire, insomma. Diciamo che l'hai riassunta in maniera veloce, la partita l'abbiamo preparata bene, le ragazze sono state molto brave perché ci hanno messo cuore e carattere, era quello che volevamo da questa partita. Ci è mancato quei 15-20 metri, ci è mancato il gol sicuramente, però non posso stavolta non possiamo rimproverare nulla alla squadra perché hanno fatto una prova di grande carattere, purtroppo non è bastata. Sì, no, sicuramente. Hai nominato Weight Offer, gliel'ho detto 5 minuti fa, ho rivisto la Weight Offer dell'anno scorso, tanti giocatori sono cresciute tanto, questa partita qua è stato un segnale importante, speriamo che sia l'inizio di un cammino sicuramente diverso per questo campionato, che non è iniziato nel modo migliore, ma sapevamo che era un campionato molto difficile e speriamo che sia proprio che da oggi questo carattere qua ci sia in tutte le partite, questo speriamo, e poi miglioreremo sicuramente sotto tanti altri aspetti. C'è da lavorare tanto come sempre. Oggi c'era fuori il nostro capitano che congia, che lo recupereremo in settimana, recuperiamo finalmente, dovremmo avere Marenic, che è il nostro giocatore che tutti conosciamo e che stiamo aspettando. Vedremo di studiare una formula, sicuramente Costantini e Verriti hanno fatto una grandissima prova, quindi vedremo di studiare magari una formula di riuscirli a farle giocare insieme, perché se con Congia, Costantini e Verriti riusciamo a metterli insieme, sicuramente se ci sono gli equilibri della squadra abbiamo 3 giocatrici molto importanti che possono tenere a bada la nostra difesa. A me la squadra oggi è piaciuto il reparto difensivo, è piaciuto l'atteggiamento, l'approccio alla gara, è piaciuto il centrocampo. Devo fare una menzione di merito alla ragazza Lavia, numero 7, perché ci aspettavamo che entrasse in campo a fare questo tipo di gara, lo ha fatto finché ha avuto ovviamente la benzina per poter stare in campo. Quindi sono contento personalmente perché
questa settimana abbiamo affrontato una settimana complicata. Il mister ha parlato con le ragazze il martedì, tra il mercoledì e il giovedì abbiamo parlato singolarmente con ognuna di loro e venerdì abbiamo rifatto un'altra riunione tutti insieme. Ci siamo allenati in campo, ci siamo allenati anche a sviscerare quelli che sono i problemi, quelli che possono essere i limiti di una squadra che sotto gli occhi di tutti ha dei limiti ma che siamo pronti tutti ad affrontare. Le ragazze erano in ritiro a San Pietro di Sorres da sabato, sono arrivate direttamente al campo dal monastero, quindi si sono ritrovate, questo si è visto in campo, hanno trovato un po' di serenità, hanno giocato senza il patema d'animo e qualche bella trama di gioco si è vista. Io sono molto fiducioso perché abbiamo, oltre ad avere 2 ragazze in panchina che entreranno a breve e faranno insieme alle altre la differenza, abbiamo secondo me il miglior mister della categoria che ci può portare sicuramente a riprendere la cavalcata che l'anno scorso abbiamo fatto per arrivare ai quarti. Ma se tra lunedì e martedì lo vedevo molto grigio perché pensavo che questa squadra non avesse una reazione, la vedevo spenta, la vedevo quasi come una barca in mezzo all'oceano, senza motore, senza vele. Stavano andando un po' come tirava il vento, come andavano le maree. Oggi la vedo un po' più sicura in acque, ancora non tranquille ovviamente, perché la sconfitta di oggi ci inguaia ancora di più, non so i risultati delle altre ancora, ma comunque purtroppo c'è il rammarico di aver perso facendo una prestazione alla pari della capolista. Significa che queste ragazze hanno dato il 300% e sono convinto che se daranno, così come non ho dubbi, il 300% nelle gare future, vedremo un'altra torta. Certo che adesso, questi giorni di questa settimana, avremo il Sassuolo in casa mercoledì in Coppa Italia, che sicuramente è la partita più complicata, ma tra virgolette, essendo la Coppa Italia, potrebbe essere presa un po' vista un po' come una partita di rodaggio, per poi andare a affrontare la Lazio domenica prossima a Roma, e lì sarà un'altra battaglia perché la Lazio è un'altra squadra costruita per andare in Serie A, però noi non ci tiriamo indietro. Le ragazze hanno dimostrato che possono lottare contro chiunque. Oggi la prova, al di là del risultato che è arrivato nei minuti finali per il favore del Napoli, ma abbiamo dimostrato di essere all'altezza.